E quindi partivamo con un ragazzo col ponte alle spalle sullo sfondo che mangiava uova e asparagi, fino ad arrivare che gli asparagi conquistavano il mondo. E soprattutto quante persone sarebbero state sobrie e quante imbriaghe. Quindi sobrie rimanevano tipo 9 persone, imbriaghe. Quindi voi siete stati il network di riferimento, prima ancora delle TV locali, il primo riferimento a poter dire diamo spazio, diamo... Ma proprio l'altro giorno ci ha detto: io ormai le notizie di Bassano le guardo da voi. Voi siete riusciti a far diventare la tradizionale chiacchiera da bar, l'avete portata sui social media. Ed è una cosa che ci riconoscono ed è una cosa per cui tanti ridono assieme a noi, perché ritrovano spesso e volentieri delle situazioni che dicono: l'ho sempre pensato, ma pensavo di essere solo io, invece l'avete tirato fuori e ho capito che è una cosa di tutti. E quindi che fa ridere, che coinvolge effettivamente da un singolo che poteva tenerla per sé a una comunità intera. È con noi oggi Stefano Artuso. Piacere. Ciao Piacere Stefano. a tutti. In questa puntata ci mettiamo appunto assieme a Stefano a raccontare un po' quello che è una passione, che è quella dell'essere creativi in termini proprio di produzione social media, sì. In termini di quello che è una possibilità che viene data dall'ambiente, dalla circostanza, il saper far diventare una situazione di impasse. Lo capiremo perché appunto Ponte Vecchiogram è nato nel 2020, chissà come mai Ponte Vecchiogram è nato proprio in quel periodo, ma ci accompagnerai appunto in questo excursus in cui tu e il tuo collega e tante altre figure dirette, indirette, temporanee e estemporanee hanno appunto dato vita a quella che è una nuova community e ha dato un boost ulteriore a quella che già è un'area con una fortissima identità di autoriconoscimento. Assolutamente. Appunto, grazie a Stefano capiremo come si può costruire qualcosa di bello anche partendo dal gioco. Ci racconterà cosa significa leggerezza senza essere superficialità. Capiremo che la spontaneità e l'identità possono diventare una forza creativa e essere fortemente impattante per una comunità, per un'area locale. Un po' quello che ci riproponiamo di fare anche noi, un podcast dai forti accenti veneti. Sicuramente il mio si sentirà. Spero si senta anche il mio, anche se non siamo della stessa vicinato, ecco. Ma anche da un forte impatto a livello esterno, quindi il riuscire a portare un po' di Bassano in quella Bassano che c'è in tutto il mondo, quel Veneto che c'è in tutto il mondo. Cosa significa per te e per tutti noi anche stare insieme, ridere e insieme portare avanti molto più di quanto sempre, quindi il valore anche della risata condivisa, della comunità felice. E cercare di capire come i progetti migliori a volte nascono dalla periferia, dai margini e non dal centro con dei piani perfetti, ma con delle improvvisazioni che sembrano essere arrivate lì. Abbiamo parlato di genetica, ma anche abbiamo parlato in altre occasioni nel nostro programma di karma, ma troveremo magari un aggettivo, una parola che identifica di più con quello che è il tuo progetto, il vostro progetto, nella nostra chiacchiera, vediamo se riusciamo a definirla. Dunque, diamo un inquadramento temporale storico. Ok. Allora, Ponte Vecchiogram nasce il 4 maggio 2020, quindi in pieno periodo Covid, da marzo, in cui cominciavano i primi lockdown. E come nasce? Nasce da idee altrui, in realtà, perché come si sa si prendono spesso e volentieri le idee degli altri. Quindi è una genesi di sponda. Sì, e le si riportano secondo la propria realtà, secondo la propria creatività e secondo i propri istinti. C'erano 2 pagine precedenti alla nostra, una che trattava di un piccolo paese, che trattava di Fellette, di Romano Dezzerino. Ricordiamoci che voi vi muovete principalmente su Instagram. Esatto. Infatti Ponte Vecchiogram si identifica in questo. E poi di rimbalzo. I link e i riferimenti anche diretti, per quanto tutti voi già, io so,
conosciate Ponte Vecchiogram, li troverete nella sinossi di questo episodio su tutti quanti i nostri canali di distribuzione, quindi Spotify, YouTube per le puntate integrali, Facebook, Instagram ovviamente e TikTok per quanto riguarda gli shorts e le sottolineature specifiche. Vai! Sì, come dicevo, nasciamo con un'idea di sponda, come l'hai definita te, quindi altre piccole realtà che erano nate sempre insistendo nella nostra zona, nella zona del Bassaneso, nella zona anche di paesi più piccoli, che però stentavano un po' a partire perché erano un po' chiuse su una cerchia ristretta di persone e su dei locali che di conseguenza frequentavano l'ambiente biblioteca piuttosto che altri 2 o 3 bar. Se la facevano, se la godevano. Sì, esatto. Facevano però dei contest di meme o meme, come vogliamo italianizzarlo o meno, in cui si andavano a essere pubblicati nelle storie e andavano votati. Fatto sta, il primo l'ho vinto io, il secondo l'ha vinto Filippo Lessio, il mio compagno di viaggio in questa situazione. Se vuoi migliorare davvero il tuo inglese, inizia nel posto giusto. British School offre corsi di alta qualità per adulti, ragazzi e bambini, con un metodo efficace e orientato ai risultati. Contattaci ora e prenota la tua consulenza. Il momento giusto è adesso. Noi ci conosciamo perché siamo del giro della stessa compagnia, quindi l'amicizia c'era già, non è stato un progetto creato assieme per il voler creare un progetto. È stata una cosa per divertirci sin dal primo momento e abbiamo detto, questi qua parlano di un paese piccolo, questi qua parlano delle solite 3 cose, avevamo idee, mettiamoci in gioco. Lui, tra l'altro, fa il grafico, aveva già un logo pronto, quindi il ponte stilizzato in rosso su sfondo giallo c'era già. Come ci chiamiamo? Aveva già questa idea di nome. Partiamo. Quindi siamo partiti con i primissimi e poi subito già dalla genesi avevamo in mente un post sugli altri che poteva diventare virale. Poteva diventare virale perché, essendo stati in epoca Covid, tutti siamo stati vittime delle dirette di Zaia di mezzogiorno. Nelle dirette di Zaia in cui lui mostrava questi cartelli con su scritti i dati. Su questi dati noi ci abbiamo portato quello che i bar avrebbero venduto una volta finito il lockdown e soprattutto quante persone sarebbero state sobrie e quante imbriaghe. Okay? Quindi sobrie rimanevano tipo 9 persone, imbriaghe con le decine di migliaia che salivano. Posso dire che se da una parte si dava una comunicazione, per molti è stata appunto descritta come chiara e nitida, perché quello era, nel senso che si arrivava in quel momento, voi davate speranza invece. Strappiamo un sorriso, dai, diciamo così, e vedevamo l'ambiente ritornare probabilmente, il desiderio dell'ambiente che ritorni, perché comunque Bassano lo vediamo anche in queste ultime settimane in cui ce lo siamo anche detti, essendo fuori il venerdì, sabato sera c'è un sacco di gente in giro ed è proprio bello sia a livello di persone sia a livello di giovani che escono, ci sono i bar pieni dappertutto, la piazza è sempre viva la comunità bassanese è molto ristretta, infatti ci si conosce più o meno sempre tutti, coscritti o meno ci si conosce sempre un po' tutti. Ed è per questo forse che la pagina ha fatto leva, perché cerchia ristretta, spazi ristretti, più cose che vengono condivise, okay? Più cose che vengono viste allo stesso modo dalla gente e più riferimenti locali, persone che gestiscono i locali, negozi, quindi ritornava sempre tutto. Quello che dicevamo prima, quella cosa là l'ho sempre pensata, la gente ci dice, però pensavo fosse un pensiero solo mio. Quando noi lo mettiamo in post e facciamo ridere, chiaramente queste persone si sentono molto più coinvolte, ok? E dicono sì, sono io dentro lì. Sì. Viviamo di soddisfazioni, viviamo di piccoli piaceri che ci dà anche quando era 2 domeniche fa che questa persona ci ha fermato facendoci complimenti per la pagina, ok?
Tra l'altro, un aggettivo che mi è sempre piaciuto quando c'è stato affibbiato è stato arguti. Arguti, bello. Arguti. Perché dà sempre un senso comunque di intelligenza all'ironia che si fa. Termine desueto, ma stranamente assonante con il tuo cognome. Artuso, Declinato al singolare. Artuso, sì. Sì, le vocali tornano. E quindi è questo che ci spinge in fin dei conti, perché di guadagno effettivo non abbiamo mai avuto niente, se non qualche giro offerto al bar o qualche barista per cui abbiamo fatto il post e quindi il giro è offerto da noi. E anzi, abbiamo avuto un periodo in cui cominciavano a chiederci la partecipazione a qualche evento particolare, eventi estivi. Ne abbiamo fatti un paio. Poi ci siamo guardati negli occhi. Cosa c'entriamo noi personalmente con questi eventi? Ok, perché siamo tutti e due che ci piace la musica live e che ci trovavamo in queste situazioni in cui effettivamente eravamo estranei. Eravamo lì come Ponte Vecchio che eravamo a fare la macchietta, l'immagine. E magari ci offrivano anche qualcosa a livello pecuniario, però una volta che si dice sì ai soldi di una persona bisogna dire sì a tutti. Ci siamo fermati, ci siamo guardati negli occhi. Filippo, Stefano, vogliamo scendere a questi patti qua o vogliamo continuare a fare quello che vogliamo noi? E abbiamo continuato a fare quello che volevamo noi. Molto bene. Quindi, eccoci qua, una scelta. Una scelta. prima grande scelta. Da un momento creativo, da una forza generata anche dalle circostanze di limitazione, ovviamente, in cui, guarda caso, viene scatenata una creatività che magari era lì, ma come hai detto tu, per tanti dei vostri followers era l'ho sempre pensato, non sono mai riuscito a dirlo e quello che tu hai visualizzato è ciò che io sento. Ok. Ci vuole tempo per fare tutto. Io vedo anche nella mia attività personale quando mi metto a scrivere, devo ricavarmi l'ora per scrivere. Quanto di sacrificio, di professionalità c'è dietro il riuscire a far ridere e soprattutto riuscire a far ridere una comunità, quindi il riuscire a essere declinati in modo local? Allora, di professionalità possiamo parlare del fatto che Filippo comunque fa il grafico, quindi già dai primi post uscivamo con delle immagini piuttosto accattivanti o comunque ben fatte, ben strutturate. E poi, professionalità, io faccio il lavoro probabilmente più noioso del mondo, okay? Perché faccio sicurezza sul lavoro, però effettivamente quando si entra in un circolo di pensiero ci si crea, dicevamo prima dell'intervista, una forma mentis per cui una cazzata tira l'altra, diciamolo così. E poi l'invenzione di nuove rubriche per cercare di tenere comunque Acceso l'interesse, riuscire ad avere appunto... sì, o comunque sono anche convinto che spesso e volentieri dalla percentuale è dal numero di cose che si fanno che esce una percentuale buona. Non si può uscire una volta al mese e pensare di fare per forza la figata. Cioè è meglio fare 10 errori e l'11° farlo bene che uscire una volta ogni 11 giorni, perché abbiamo fatto il conto di 11 giorni, e sperare che questo vada bene. Che poi magari succede spesso che magari un post su cui non avevamo a cui non avevamo dato alcun peso, magari fa grandi numeri, ed altri che pensavamo fossero una figata, invece stanno un po' là per le sue. Di che numeri stiamo parlando? Perché appunto finora abbiamo parlato di quello che è l'approccio qualitativo, in un certo senso, ma voi fate numeri. Allora, i followers adesso sono tra i 22.600 e i 22.700, adesso chiaramente il numero preciso non lo ricordo. Mezza Bassano. Infatti era quello il conteggio generale che abbiamo avuto quando ci siamo palesati, perché abbiamo fatto un paio d'anni di anonimato. Quando ci siamo palesati abbiamo detto siamo arrivati ai 10.000. Allora, Bassano fa 40.000, il circondario ne fa altri 40.000, bambini, adulti e anziani che magari non hanno Instagram, quanta gente possiamo avere ancora?
E lì allora ci eravamo dati questo tetto per mettere la faccia e non pensavamo di crescere tanto di più, invece adesso... Vi siete più che raddoppiati in un periodo complessivo che vi dicevamo come inaugurazione il 4 maggio 2020, Sì. siamo a 6 anni dopo perché Sì. tra poco Siamo sarà il lì. vostro sesto compleanno e siete arrivati comunque ad un ragguardevole 22.000 E 6, sì, 2007. oltre i adesso, 22.000, sì. ecco, comunque a breve immagino toccherete quota 25.000, ne sono più che convinto. Ma tutto questo facendolo in maniera, dicevamo prima, professionale, perché arrivate da creazioni artistiche, musica per esempio, e Un'impronta grafica un'impronta comunque grafica interessante, di, sì, di di un certo, base. livello, esattamente, ma allo stesso tempo la necessità di sfruttare quelle che sono delle passioni o delle conoscenze e tradurle in competenze per rendere effettivamente un prodotto comunicativo che fa ridere, ok? Che rende felici, non è semplicemente il far ridere, ma il rendere felici, ok? Di altissimo livello. Beh, dell'altissimo livello ti ringrazio. Ci Intanto, mancherebbe. poi viviamo di luoghi comuni per quanto riguarda tutti e viviamo anche tanto di notizie. È quello che stavo per chiederti, appunto. C'è questa necessità di essere costantemente informati su ciò che accade e riuscire a trasportarlo in Bassano. Sì. Ok. Allora, sia notizie bassanesi sia notizie che riguardano tutto il mondo. Che ha fatto parecchio successo nelle ultime settimane è stato il post di Chuck Norris. Per la dipartita di Chuck Norris chiaramente c'erano post ovunque sui social. E ci siamo inventati veramente delle barzellette su Chuck Norris e abbiamo fatto i post in quel caso là. Come oggi abbiamo parlato invece, abbiamo questa rubrica che si chiama Ponte Lerciogram. Ok, sì. E abbiamo parlato del discorso del cappello alpino dato ai volontari di Milano Cortina. Sì. E quindi poi l'Associazione Nazionale Alpini che si è un po' ribellata a questa scelta. C'è una fortissima identità tra gli alpini e Bassano e Noi quindi come città degli alpini abbiamo detto chi ha la residenza a Bassano deve avere un cappello d'alpino praticamente, poi messa giù in maniera buona. ha di diritto molto più alto Esatto. rispetto ai volontari delle Olimpiadi ad avere proprio il kit da dove alpino. arrivano questi? Sì. De chi sei questi? Te chi sei chi? Non si riesce mai a mettere d'accordo tutti. No, beh, solitamente... O c'è qualche luogo comune bassanese che veramente dici No, sì, questo sì. è veramente di tutti? Qualcuno che prende, sì. Sì. Adesso dovrei pensarci un attimo, ma uno dei post che ha avuto nel primo periodo un gran successo è stata quella di Quartiere Firenze, che ha tutti i pini marittimi, quindi sembra una strada del mare. Poi edulcorata, chiaramente, turisti tedeschi in visita a Bassano con un rishow arrivano in fondo a Quartiere Firenze e scoprono che non c'è il mare, una roba così era. Possibilissima, sì. Fa ridere perché potrebbe essere vera. Sì. In tutto questo il vostro progetto appunto continua a svilupparsi, non rimane mai fermo, c'è sempre un elemento di innovazione nelle forme comunicative. So che appunto spesso e volentieri ricorrete a strumenti di intelligenza artificiale per generare quello che la gente magari non sa ancora di volere. Allora, l'intelligenza artificiale sicuramente ci sta facilitando parecchio i compiti a livello di creazione di immagini, perché ok, Filippo che fa il grafico, ma è un investimento di tempo importante su tante cose. Poi su cosa che ci ha aiutato tanto? Ci ha aiutato tanto su un video virale che stava girando in quel periodo là, in cui dalla cosa piccola diventava la cosa cosmica. E quindi partivamo con un ragazzo col ponte alle spalle sullo sfondo che mangiava uova e asparagi, fino ad arrivare che gli asparagi conquistavano il mondo. Poi ho montato il video con tutte le immagini fatte in intelligenza artificiale e sicuramente ci ha aiutato ad avere certi spunti. O anche l'altro giorno ho creato una base meme dal nulla. La base meme era, e in quel momento ho scoperto che tutta la mia vita era una bugia fatta l'immagine con intelligenza artificiale e poi ci mettevamo la frase sopra. Abbiamo fatto un carosello così.
Gli strumenti sono tanti, Sì. appunto, non semplicemente l'immagine statica, ma vi trovate ad avere anche altre ispirazioni, altre... Sì, dei video, dei reel virali, oppure anche cose che ci segnalano. La cosa che ci hanno segnalato che ha fatto più successo in assoluto è stato il surfista in Brenta, Mhm. quando era un paio di anni fa. Anni Cioè, fa, sì. la prima cosa che questa persona ha fatto quando lo ha ripreso è stato inviarlo a Ponte Vecchio. Quindi voi siete stati il network di riferimento è bello. prima ancora delle TV locali o dei giornali locali, Sì. il primo riferimento a poter dire diamo spazio, diamo... Ma proprio l'altro giorno ci ha detto: io ormai le notizie di Bassano le guardo da voi. Questo è interessantissimo perché appunto c'è del peso dietro a un progetto che nasce da una leggerezza, ok? Sì. Uno dei grandi mantra che mi porto dietro, far ridere la gente è una cosa seria. Ci siamo creati questa figura, sì, Sì. e questa figura che tra l'altro alle ultime elezioni abbiamo fatto il pesce d'aprile, è un pesce d'aprile super fake, chiaramente abbiamo messo la storia che ci saremmo candidati in politica e dei referenti politici che conoscevamo ci hanno scritto, sperando fosse un pesce d'aprile. Ah, ok. Sperando, cioè Sì. con un certo timore. Perché qualche percentuale rischiate anche di prendervela, diciamo che visto per che qua- rendete più felice la comunità di molti di loro. Mi viene da pensarla in questi termini. Abbiamo assunto anche una credibilità facendo gli scemi. Sì. Beh, questa è bellissima. Abbiamo assunto una credibilità facendo gli scemi, guarda che è una professione anche quella. Sì. Sì. C'è tanta musica anche nella tua ispirazione, vero Sì, Stefano? beh, Sì. entrambi siamo musicisti. Sì. Io ho un progetto mio personale che parte dalla scrittura, perché io nasco scrittore, poi mi accompagno con la chitarra. Invece Filippo, che ha un progetto suo in cui fanno cover di Andrea, nasce come chitarrista e poi fa seconde voci e altro. E di questo cosa trasmettete nella vostra produzione ironica, sarcastica? Cioè, cosa li collega? Cosa collega appunto la vostra vena artistica musicale con quello che è la comunicazione nel far ridere, Beh, sicuramente nell'informare ridendo? l'idea di creare qualcosa, Mhm. in primis. E poi io in realtà in certi periodi, non dico che ci ho sofferto, però mi stavo un po' sulle palle che tutti mi vedessero come Ponte Vecchio, che non riconoscessero la mia produzione, perché comunque la produzione si riflette anche in investimenti pecuniari, in pubblicazioni, Mhm. e che poi magari lasciano un po' il tempo che trovano nel mare magnum della musica moderna. Esattamente. Tu hai parlato, no, hai tirato fuori un termine molto specifico che appunto è un investimento. Sì. Ok? È un investimento che nel vostro caso appunto è tanto tempo che dedicate a questo progetto e che al tempo stesso tu hai detto essere non più perché avete preso la decisione di non farvi pagare per ciò che fate. No, vogliamo essere liberi di esprimerci, ma soprattutto non era nato per quello e non voleva svilupparsi in quello. Mhm. Appunto per non cedere poi al fatto che uno ti paga, quindi se l'altro ti offre qualcosa devi fare qualcosa per loro. E succede spesso che citiamo negozi, citiamo, no, via la mano che sembro Salvini, citiamo bar, citiamo personaggi, citiamo anche gente dell'ambiente politico, però lo facciamo se c'è qualcosa da dire o se effettivamente sembra si crei qualche luogo comune che possa divertire un po' di gente. Siete stati i generatori di dissing, perché è una delle grandi buzzwords in ambito social. Beh, sì, usiamo spesso campanilismi, ma un po' fini a se stessi. Anche perché vi rivolgete a nemici che non possono rispondere No, obiettivamente. esatto. Abbiamo Sì. avuto un periodo che c'era il network marosticense, Mhm. che c'era Giacomo Bordignon che aveva creato Marosticazzi, fino a che le energie e le possibilità, che lui è molto spesso in giro per lavoro, gliel'hanno permesso. Però ridavamo sempre siamo andati anche a trasmissioni radiofoniche assieme, ci trovavamo anche a fare aperitivo, quindi tutto, tutto molto wrestling in questa situazione qua, perché quando sei sotto i riflettori, tra virgolette,
fai la figura di quelli che si menano per il culo, ma poi non interessa niente a Dopodiché nessuno. siete tutti... Sì. Adesso c'è un nuovo network a Cittadella che si chiama Mura di Cittadella, se non erro, che però sto seguendo poco niente. Non vi siete No. ancora vicendevolmente presi di No, mira? O per il culo, ecco. No, vabbè, cioè, no, l'altro giorno abbiamo citato Cittadella, ci hanno commentato sotto, però sempre in maniera molto tranquilla e serena. C'è stato un periodo in cui ne nascevano, evidentemente stavamo tirando la volata ed erano nati diversi profili per diversi paesi. Era nato Cartigliano, era nato Nove, era nato Pozzoleone. Addirittura. Però sì, chiaramente noi, ok, partiamo da Bassano, ma prendiamo tutto il bacino. Se loro si identificano già su un paesello, è difficile anche tirarla avanti. È proprio la serie Netflix spin-off Esatto, di quello che è Ponte Grecio. In fin dei conti noi ci muoviamo dalla Valbrenta a Cittadella, da Marostica ad Asolo, volendo, quindi ne abbiamo da prendere. Il vostro bacino di riferimento è già abbastanza ampio. Mi piace tantissimo i riferimenti stagionali agli asparagi. Adesso sì, ci sguazziamo adesso negli asparagi. Brutto sguazzare negli asparagi, però Lo hai detto tu. A sagra dell'asparago stago distante. C'è una regola interna, perché appunto abbiamo avuto una bellissima occasione di intervistare in una delle puntate precedenti Carlotta Berti, che è portatrice di una forte identità da giovane verso i giovani, ma che porta con sé tanta tradizione, tanta memoria, ecco, di ciò che è l'essere veneti, l'essere locali, il parlare dialetto, il parlare appunto, dialetto, il parlare una lingua nelle sue sfaccettature locali, e appunto che si chiamano, noi li chiamiamo dialetti. Quanto volete essere preservatori di questo tipo di cultura? Allora, questo è un discorso che va oltre Ponte Vecchiogram e a cui ho pensato tanto spesso, perché anch'io ho scritto delle canzoni in dialetto e le ho pubblicate, tra cui proprio una canzone d'amore ambientata a Bassano che si chiama Bassan Mia Dolce. Io credo che le tradizioni, la cultura locale siano un piccolo scrigno da aprire e da contaminare per creare qualcosa di più grande attorno. Okay? Purtroppo questo scrigno, almeno questa è la mia visione delle cose, siccome contiene cose molto preziose, tende a essere chiuso e tende a essere nascosto. E invece per me sono da mettere in bacheca e da affiancare magari ad altro che viene da fuori. Quindi sì, una certa conservazione, ma più una celebrazione delle cose, almeno questa è la mia idea. E questa è la spinta creativa. Sì, Di contro, perché la mia domanda appunto è quella di partenza, ma anche quella del fino a dove potete spingervi? Vi siete dati delle regole interne o vi confrontate con quello che è magari il contesto e dire no, questo è un po' troppo, quindi vi autocensurate? La parola è forte, me ne rendo conto, perché si tratta sempre di un qualcosa che ironicamente dovrebbe semplicemente far ridere, ma a qualcuno potrebbe anche stare un po' sulle balle. Adesso abbiamo trovato una linea. Però c'è stato, io sono quello di solito che ha le idee, cioè senza chiaramente in percentuale, e lui è quello che poi le mette nero su bianco. C'è stato un periodo, soprattutto appena usciti allo scoperto, in cui continuava a censurarmi, a segarmi. Adesso ormai abbiamo preso una linea e poi abbiamo ricevuto anche delle minacce di denuncia, però anche su cose molto leggere in realtà, solo per aver citato un negozio, ma senza alcun riferimento offensivo. Altri siamo stati un po' più pesanti, perché abbiamo detto ritrattiamo. Ok. Però sì, ci allineiamo sempre internamente sul fatto di poter offendere qualcuno. Ed è una cosa che vogliamo evitare alla fine, perché se lo scopo è quello di divertire e fare comunità, se cominciamo già a escludere il primo abbiamo sbagliato. Questo è molto importante, Sì. perché è un rendersi conto effettivamente di quanto bene si può fare anche trattenendosi un attimo da quello che potrebbe essere semplicemente uno sfogo, perché immagino che il superare certi limiti lo si fa, ma anche senza volerlo. Sì, ma poi è successo che purtroppo, infatti
ho voluto fare quella storia, ma non volevo che succedesse. E che è successo all'ultima celebrazione, o al meglio l'ultima ricorrenza che hanno fatto su Viale dei Martiri, okay? In cui ci sono state delle polemiche sia per la presenza e l'assenza di alcune figure politiche, sia per poi sembra l'imposizione di alcuni canti piuttosto che altri. Non avevano fatto cantare Bella Ciao, dicono, okay? L'avevano escluso. E su questo purtroppo, perché speravamo non succedesse, ci siamo esposti. Però era più forte, era più importante per la comunità bassanese che questo succedesse. Questo restasse a galla. Ok. Sì, vi prendete delle responsabilità. Ogni tanto, sì. Responsabilità. Sì. Avete delle idee, giustamente senza idee si rimane semplicemente ad una superficie. Ma non era, secondo me questa non era un'idea, era un fatto oggettivo. Ok. Che la presenza di alcune, appunto, figure politiche in quel momento là doveva esserci, dalla prima volta nella storia di quella ricorrenza che non erano presenti, e poi il fatto che la politica non deve intaccare quella che è la memoria della nostra città, la nostra cultura, la nostra città. Quindi questo è anche il preservare che parlavamo prima. Sì. Okay? Ci vuole rispetto di chi siamo per mostrarlo agli altri. Se non abbiamo rispetto di chi siamo, cosa mostriamo? Soltanto un guscio. Sì. Un guscio sappiamo che si rompe molto facilmente. Esatto. Sì. Trovo sempre una missione educativa, perché far ridere è bello, perché ti rimane molto più del meme, ti rimane proprio il riferimento al meme, ti rimane l'esempio, ti rimane anche un po' quella che potrebbe essere la polemica, che però ti fa pensare e ti sviluppa. Gran parte del vostro target, dei vostri followers, sono giovani. Partendo da Instagram, sicuramente l'età di partenza era tra i 35 e i 18-20. Quindi nel vostro range di comunicazione, di destinazione di comunicazione, c'è chi prende, come dicevamo appunto, i vostri post come news, perché c'è chi sa discernere tra quelle che sono fake news e riferimento. Per fortuna, ecco. Ecco, col post che abbiamo fatto il 1° aprile e un paio di giorni, anche quello un paio di giorni dopo, è successo il putiferio di gente che pensava fosse una notizia vera. Anche perché poi i meme sulle notizie locali vengono presi più su Facebook, Ok. dove c'è una comunità probabilmente più interessata e più sul pezzo da quel punto di vista là. Quelli più leggeri, magari con qualche trend del momento, vengono presi più su Instagram, generalmente. Sì. Quindi fasce d'età completamente diverse che intervengono dall'una o dall'altra parte, a seconda, giustamente Facebook ormai è boomer. Boomer inteso come baby boomer, esattamente, come età anagrafica, e anche un po' mi tiro dentro io, nel senso Gen X, ma frequento più Instagram nonostante la mia vetusta età over 40 in questo caso. Ecco. Ma l'hai detto in inglese così parte dei boomer non lo capisce? Spero proprio di sì. Oppure per appunto questa impostazione educational che ricordiamoci che partiamo pur sempre da una scuola di lingue, la British School di Bassano del Grappa, un po' di inglese, un po' di anglismo bisogna sempre proporlo, perché abbiamo comunque sempre i nostri forti accenti veneti, ricordiamoci sempre questo. È questa ricchezza che molto spesso viene fraintesa o annullata o dimenticata dalle nuove generazioni, che invece tramite gli esempi che date voi, e torno al discorso degli esempi, acquisisce un forte valore. È un valore che rischia di scomparire, perché in alcune realtà urbane di maggior grandezza si ritrova ad essere annullata da quella che è un obbligo di non solo italianità ma internazionalità, che fa tabula rasa a tutti quelli che sono i riferimenti locali, e ciò che invece ancora cerca di sopravvivere in tradizione, dialetto, lingua, cadenza, ma local. Ecco, questa è una visione esterna su cui non ci abbiamo mai pensato probabilmente, ma che adesso che ci è messa davanti sicuramente io apprezzo molto.
Io la vedo così, la vedo io sarei contento se un giovane di adesso ti venisse a chiedere: posso farlo anch'io? Ma con il più forte accento locale pensabile, ok? Me insegni tu. Insegni tu. Se abbiamo qualcosa da insegnare, sì. E questa sarebbe un po' la legacy, ok? Scusa, siamo di nuovo appunto all'inglese, ma se appunto un ragazzetto, che tra l'altro definirei magari il TikToker di turno, ok? O un aspirante tale, venisse da te e ti dicesse: come posso diventare dello stesso valore che trasmetti tu, trasmettete voi, devo ricordarmi in plurale, a questa comunità? Già di per sé un sedicenne, 17enne che si avvicina e utilizza i termini comunità, valore e trasmissione avrebbe una maturità superiore, diciamo, alla media. Che non sia la comunità di Fortnite. Eccola là, per esempio. Se dovesse proporci un progetto, non sarebbe la prima volta che diamo due dritte su un'impostazione di un profilo, anche su un'impostazione di un qualsiasi post, come era stato per Marostica, che abbiamo dato le prime dritte quando ha cominciato. Adesso c'è la zona dell'Asolano che è nato sotto Grappagram e ci ha chiesto le prime dritte anche lui sul come comportarsi. E poi cosa vuoi che ti dica rispetto agli argomenti da trattare? Deve guardarsi attorno, deve capire cosa c'è di bello e deve capire che cos'è per tutti. E poi deve mettersi in gioco. Hai detto poco, ma hai detto tanto. Sì. Nel senso che comunque ciò che tu presenti è una necessità di essere formati, informati, costanti, Sì. disciplinati. La cito di nuovo, ma fa ridere, è una cosa seria. Adesso, siccome per la leggerezza che trasmettiamo e la leggerezza con cui noi vogliamo anche vivere la pagina, se può essere che ci prendiamo l'ultimo minuto a fare il post, l'idea iniziale, o meglio all'inizio, noi pubblicavamo a mezzogiorno e 00. Siamo andati avanti anni a farlo. Adesso con tranquillità, magari per motivi di lavoro, succede anche che pubblichiamo agli orari meno adatti a un social, tipo alle 2:30, alle 3. Però sono tutti con le notifiche e quindi esatto. bene o male gli arriva. Vabbè, sicuramente la gente ci vede nel feed, secondo me, sono convinto. Arriviamo al momento in cui non sono io a farti una domanda, ma è il nostro ospite precedente. E quindi svelo il contenuto della question della time box, esattamente. Ti passo il bigliettino, vediamo un po', sono un po' curioso. Beh, profonda. Il nostro ospite precedente ti chiede: c'è uno sbaglio tuo, passato, che ti è servito particolarmente? Se sì, quale e perché? Ti lascio pensare e nel frattempo ti cedo appunto quello che sarà il bigliettino della question per il nostro prossimo ospite. Allora, qui il problema di questa domanda è... La punteggiatura? No. No, No, è breve, quindi si interpreta ugualmente. No, è capire dove trovare l'errore nel progetto che stiamo presentando oggi. È difficile parlare di sbagli che possono averci segnato in maniera particolare nel modo in cui portiamo avanti il progetto. Ok, quindi con la massima tranquillità, spesso anche alla vai che vai bene. Però vogliamo parlare degli sbagli quotidiani, a questo punto parliamo direttamente di quello che c'è, del materiale che c'è. Il post che va male, ok? E capisci la frase come poteva essere impostata, capisci la frase che poteva effettivamente colpire qualcuno piuttosto che un altro, però
a livello umano per Ponte Veggiogram sinceramente gli sbagli fatti sono molto superficiali e fini a se stessi, fini alla pagina. Quindi niente di esistenziale, niente di troppo No. pesante. No, Molto bene. no, sì. no, da questo punto di vista. Verrebbe da dire, tiriamo un sospiro di sollievo. No, la cosa che devo dire che unisce sia Ponte Veggiogram sia poi quella che può essere la mia carriera da poeta, da cantante, quello che è, che l'unico costo che si ha a provarci è quello magari pecuniario, ma i soldi la gente poco trovano. Infatti Ponte Veggiogram ne è effettivamente l'esempio pratico. Prova ad esempio, esattamente. Ti ringrazio Perché tantissimo. no? Ti ringrazio tantissimo. Domanda. Vai. La domanda non è perché, la domanda è perché no? Perché no? Why not? Why not? E Chuck Norris ha risposto a why not, vero? Era già morto. Uno sotto c'è scritto Chuck Norris ieri è morto ma oggi sta molto meglio. Siamo riusciti a farlo arrivare anche a Bassano, penso. Grazie mille. Grazie Ti a lascio voi. del tempo Grazie per a te, Leo, lasciare grazie a voi. una legacy di domanda, ecco, una question al nostro prossimo ospite. Grazie a Stefano. Oggi appunto abbiamo capito come si può costruire qualcosa di bello anche partendo dal gioco. Abbiamo capito che leggerezza non vuol dire superficialità. Spontaneità e identità possono diventare una forza creativa e una forza creativa in particolare con riferimento ad una comunità già con una forte identità. Abbiamo esplorato il fatto che stare insieme e ridere insieme oggi è molto più importante di quanto sembri. La forza della risata viene spesso sottovalutata, ma perché no? Anche quello. I progetti migliori a volte nascono ai margini, non al centro con un piano perfetto. Anche Campus Cast non è ancora perfetto, non lo sarà mai, ma lo diventa ogni puntata meglio. Noi lo stiamo diventando meglio ogni puntata, con una certa umiltà, con un approccio appunto che ci contraddistingue, facendo domande, ricevendo ispirazioni, risposte, sempre più passione, sempre più voglia di fare qualcosa di nuovo, voglia di innovare, cambiare. Avete anche voi una storia da raccontare come quella di Stefano? Avete anche voi un progetto che volete condividere? O la vostra vita finora è stata talmente interessante che deve essere condivisa? Leo è qui per ascoltarvi, per intervistarvi, per farvi conoscere, con il fondamentale aiuto di chi sta dietro la camera, dietro i microfoni, all'organizzazione dei social e nel coordinamento del progetto. Ringrazio quindi Paola e Federico per il supporto a livello social, Ricky e Luca per video e audio e Frank per il coordinamento del progetto in generale. Da Leo Gobbato, Ponte Veggiogram, nelle figure di Stefano, ma non meno importante Filippo. che salutiamo. Certo. Per ora è tutto, a voi studio. A voi Bassano.